Enzo Sima, candidato consigliere tecnico alle elezioni federali del 31 marzo a Modena. Perché questa ricandidatura, Sima? È una ricandidatura che è in linea con la posizione assunta nell'ambito del Consiglio federale nell'anno dei passi di attività. Supporto Lorenzo Conci, con il quale abbiamo già nel corso del lavoro fatto assieme il Consiglio federale fatto una sorta di programma per modificare alcune cose, per rinnovare e innovare la FISI, e in questa chiave la mia candidatura. Da qui al 2014 associ l'obiettivo primario della federazione quale deve essere? L'obiettivo primario della federazione è di tenere ben presente, a mio avviso, che la linfa vitale è quella dei sci club. Senza una base valida, ben difficilmente i risultati che anche adesso stiamo avendo potranno continuare. Non è casuale che in un anno di commissionamento i risultati siano stati molto, ma è la dimostrazione proprio che se non c'è la base il risultato da vertice è impossibile. Quindi una federazione che guarda ovviamente sia agli interessi degli elementi principali, quelli che sono in Coppa del Mondo, quelli che sono sugli altari delle cronache, ma in realtà la base è quella più importante per poter